Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi questa nuova giornata di campionato Serie B maschile, dove ad affrontarsi saranno la Diper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi, la Datterino Volley Letojanni. Qui che vi parla è Gabriele Bonini e come sempre al mio fianco c'è Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti, saluti a tutti anche a Torino e provincia. Da quasi un mese che la Jolly non gioca in casa, 2 sconfitte consecutive, un turno di riposo, 2 sconfitte pesanti in trasferta in Sicilia, 3-0 contro Villagrande e 3-1 contro Bronte. Ora la Jolly è chiamata a rispondere qui in casa, ma davanti c'ha una formazione abbastanza tosta. Ad arbitrare l'incontro, primo arbitro Vito La Valeria, il secondo arbitro è Sposato Gianguido. Prendono posto adesso gli arbitri. Formazione in campo Letojanni con Giovanni Battiato il centrale, schiacciatore Andrea Torre, Raffaele Saitta l'altro schiacciatore, Davide Speziale è l'altro centrale, Adriano Balsamo l'alzatore, il libero è Marco Chiesa e poi c'è l'opposto che è Giovanni Chillemi. In realtà non ha un opposto vero e proprio Letojanni, Giovanni Chillemi, che in teoria è schiacciatore. Jolly Cinquefrondi invece in campo con Domenico Laurendi schierato titolare, Filianoti centrale e l'altro centrale è Pasquale Arena, libero Massimiliano Lopetrone, Domenico Lagana all'opposto, Fabio Remo schiacciatore e a completare il roster c'è Dionisio Di Pasquale, il capitano. Quasi tutto pronto al Palabonini, diteci se ci state vedendo, c'è qualche piccolo problema di connessione mi sa. Un attimo cambio di connessione, quindi se non ci vedete per... Ah no, ok, fatta già. Ci state vedendo, se ci state sentendo. Pallone out, recuperiamo un attimo il punteggio, 3-1 Jolly. Ok, sembra essersi stabilizzata la connessione. Laurendi al servizio per la Jolly. Attacco out in pipe di Giovanni Chillemi. Colpisce in maniera troppo forte questo pallone. 4-1 Jolly. Servizio su Chillemi. Balsamo. La schiacciata era di Saitta. Poi l'attacco out della Jolly Cinquefrondi. (4-2). Torre al servizio per Letojanni. Spin per lui.
è forte su Lopetrone, in bugger Laurendi, pallone che finisce nel campo del Letojanni, quindi Giovanni Chillemi sbuccia le mani del muro avversario, Laurendi va dietro da Dionisio Di Pasquale, ancora Muro, Laurendi va da Mimmo Laganà, tocca il muro, recupera Letojanni, Giovanni Chillemi non fa i conti con il muro avversario, quindi quinto punto per la Jolly Cinquefrondi. Hai detto? Non fa i conti con il muro avversario. Chi? Chillemi. Non ho detto chi levi. Che ho detto? Chi ho detto? Chi ho Mengozzi. detto? Mengoni. Mengoni, lo so che hai detto, tu sai. Ci somiglia a Mengoni. La gioca la Jolly in pipe, Dionisio Di Pasquale. Sbuccia le mani del muro avversario. Allora, tu 6-2. hai detto Giovanni Chillemi, in effetti assomiglia a Mengoni, ma oltre a Mengoni abbiamo un duo canoro. Battiato Balsamo. Balsamo, sì. L'abbiamo visto e rivisto Questo duo, ma io ricordo che però erano in tre. nei precedenti anni campionati. Fa c'era un terzo che mi sfugge. Non mi ricordo. Era Battiato, Balsamo e ce n'era un altro. Non mi ricordo. Giro nelle panchine, panchina sinistra Letojanni, la stiamo vedendo inquadrata, panchina destra Jolly. Io mi allontano perché non vedo nulla. Non mi sento però, Squadre di nuovo in campo al Pallabonini. Dionisio Di Pasquale al servizio. 6 chi batte, 2 chi riceve. Spin per Di Pasquale. È buona. Recupera Balsamo, prova Torre a rimandare il pallone nel campo della Jolly, non ci riesce. 7-2. È da Jolly tanto che non vedevamo la spin di Dionisio. Buona, Gabriele. sì, perché settimana scorsa in effetti ha avuto molta difficoltà in battuta Dionisio Di Pasquale. Quindi torna ancora con la spin, ancora buona. Balsamo va dal suo centrale, la gioca la Jolly, Lopetrone in bugger per Mimmo Lagana che chiude, ma secondo l'arbitro è sulla linea. Un po' di confusione tra i due arbitri. Sì, era sulla linea assolutamente. Oh Vitola, hai il tuo secondo arbitro è sulla linea. Sì. Punto corretto, 8-2 per la Jolly non solo, Cinquefrondi. anche il labiale del secondo Gabriele che diceva buona, mentre il primo arbitro fischiava. Cambio per Letojanni, esce Saitta, entra una vecchia conoscenza della Jolly Cinquefrondi, è Francesco Salomone, che giocava libero con la Jolly Cinquefrondi nel referto schiacciatore. Palla su Chiesa, poi pallone che torna nel campo della Jolly, salta, se non mi sbaglio era Remo che manda in controtempo gli avversari. 9-2. Sì, era Remo. Cambio anche di alzatore per Letojanni, esce Balsamo, entra Giorgio Vintaloro. Sta tentando qualche rotazione in attesa di far riposare anche Balsamo. Ancora a riposare, insomma. Evidentemente qualcosa non va nel Letojanni. Formazione allenata da Giampiero Rigano. Il secondo è Claudio Mantarro. Spin ancora di Dionisio Di Pasquale, tiene Chiesa, è stato bravo qui ad alzare Vintaloro. Pallone giocato dal Jolly Cinquefrondi, dal bomber, l'opposto Mimmo Laganà. Time out di nuovo Gabriele. Sì, già 2 time out chiesti da Letojanni. Il primo è stato chiamato sul 6-2. 4 punti consecutivi subito dopo di quel time out nella Jolly Cinquefrondi. Sono 6 punti consecutivi. 6 in totale, sì. Spezzati appunto da quel time out.
Quindi ancora Dionisio Di Pasquale al servizio. Serve con il suo per spin. fermare Dionisio Di Pasquale comunque. Eccolo, forte su Salomone che tiene bene. Vinta loro in bugger per Chillemi. Copre a fondo Dionisio Di Pasquale, ma il pallone tocca il tetto del Pallabonini. 10-3. C'era Dionisio sulla palla, ma l'impatto è stato troppo forte ed è schizzato sul tetto, mentre al servizio si prepara Speziale. Farà una battuta speziale, lo vedremo. Vediamo, non tanto Speziale. Riceve Lopedrone, chiamato il centro Pasquale Arena e poi bravo, vinta loro a saltare. Sì, con muro completamente staccato. Esatto. E questa è la classica palla di Spilling, dove fanno gli insaccati. 10-4, quindi il Spiega punteggio agli amici che ci ascoltano dalla Sicilia dove fanno l'anduia. Ancora il servizio di Speziale, Dionisio Di Pasquale, Laurendi per Mimmo Laganà, trova ancora il colpo. 11-4. Bene Laurendi, messo dal primo minuto dal mister Giglietta. Quindi Pasquale Arena al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Pallone alto, riceve Chillemi, vinta loro, va dietro dal numero 4 Torre, che mette a segno il quinto punto. Tanto si chiude il cambio, esce Salomone e rientra Raffaele Saitta. vinta loro rimane in campo ed è al servizio, quindi +1. Su Lopetrone. Remo ha schiacciato per la Jolly. Sono le proteste del Letojanni, comunque si continua a giocare e Laganà ottiene il money out. Si lamenta il numero 3 Battiato. Sì, c'è stata bella combinazione tra Arena, era Arena davanti, no? Remo. Remo ha schiacciato, sì. Ma è il centrale? Non lo vedo. Sì, era Arena. Com'è? No, è Filianoti. Filianoti. 12-5 il punteggio. Mimmo Laganà al servizio, spin per lui. Tiene bene, era Torre. Burato Giovanni Chillemi. 13-5 per la Jolly Cinquefrondi. Si chiude il cambio del Letojanni, rientra Balsamo, esce vinta loro. Giovanni Chillemi, altro ex della partita, ha giocato diverse stagioni nella Jolly Cinquefrondi. Sì, bei tempi. Sotto la guida di Antonio Polimeni, che era qui poco fa, l'ho visto passare. Mimmo Laganà al servizio, si aiuta un po' con il nastro, era forte il pallone su Chiesa, la pipe, tiene bene Dionisio Di Pasquale, Laurendi va dietro da Mimmo Laganà, pallonetto, tiene Chillemi e poi schiaccia, out però, pallone schiacciato da Raffaele Saitta. Cercava le mani del muro, non le ha trovate. 14-5 in difficoltà Letojanni. Ancora Mimmo Laganà quindi al servizio, spin forte per lui, ha tenuto in gioco Saitta, l'attacco centrale vincente di Giovanni Battiato. Sesto punto per i siciliani. Con Chillemi ora al servizio. Probabilmente spin per lui. Eccola. Sì. Forte su Fabio Remo, pallone che torna nel campo del Letojanni. Balsamo va ancora al centro, 2 consecutivi di Battiato. Che ci Battiata. Quindi 14-7. Quindi combinazione Balsamo Battiato. Un duetto. Duetto canoro. Quindi ancora Giovanni Chillemi al servizio.
Dionisio Di Pasquale tiene in gioco, la rende ad una mano Bene, per con il una centrale. Filianoti. 15-7. Con Domenico Laurendi che con una mano aggiusta questa palla al suo centrale. Centrali che nella trasferta a Bronte hanno fatto molta fatica. Sì, vabbè, non sono stati serviti comunque. Sì. Tanto Fabio Remo Remo. al servizio, di nuovo il centrale. Ancora. Giustamente Letojanni in difficoltà. Ha Vede trovato, che trova lo spiraglio esatto, giusto al centro. esatto. E questi sono 3 punti consecutivi, tutti e 3 al centro del Battiato al Letojanni. servizio. Riceve Max Lopetrone, Laurendi va ancora al centro da Filianoti. Balsamo schiaccia forte e bene Andrea Torre. Eh sì, 15-9. Muro in ritardo perché c'era stato l'attacco centrale. E la Jolly deve saper gestire bene il vantaggio ottenuto. Abbiamo visto diverse partite in cui aveva un vantaggio netto e poi ha avuto difficoltà, fatta recuperare. Intanto la schiacciata del Lagana, l'alzata finisce sul paletto Troppa della forza, rete. troppa forza a Balsamo. Ha messo troppo Balsamo. Gli è scivolato il pallone. 16-9. Filianoti al servizio per la Jolly 5 Frondi di Mister Giglietta. Riceve Giovanni Chillemi. Balsamo va al centro, stavolta smorza il muro della Jolly. Pipe È una di pipe Fabio e my Remo. out. Ma c'è il fallo del muro. Incredibile. 17-9. Regalo del Cambio. Letojanni. Esce Speziale ed entra il numero 17, Gabriele, che hai tu. Federico Sciuto. No, è entrato. Non è uscito? È No. entrato. Sciuto. Era il numero. Chi è uscito? Speziale. Sì. Filianoti quindi al servizio, riceve Chillemi. Balsamo tempo va di nuovo ancora al Alzota. centro. Stavolta la Jolly prende Arena. le misure. 18-9. La schiacciata era proprio di Sciuto che è appena entrato. Un po' abbattuti mentalmente i giocatori del Letojanni. Balsamo ha tentato, visto i 3 punti con i centrali, ma questa volta era ben appostato Arena. Quindi ancora Filianoti al servizio per la Jolly. Pallone molto teso, la riceve Sciuto. Torre. Murato Torre. Murato. 19-9 più 10 della Jolly 5 Frondi. Ha finito i time out, giustamente Letojanni non ne può Sì. chiamare. Vabbè, possono chiamare Qualche formazione, formazione per quindi, prendere un po' insomma, di tempo, ma comunque il capitano vuole continuare. Chiesa riceve Balsamo, va da Torre che stavolta mette giù questo pallone. 19-10. Si sblocca Letojanni. Eh sì, mandano Torre quasi senza muro completamente in ritardo. Sì. Aspettando l'attacco centrale invece. Saitta al servizio. Ed è out, Oh! per un pelo. L'acrobazia di Mimmo Laganà per schivare questo pallone. Rischiava di colpire i suoi piedi. 20-10. Domenico Laurendi al servizio. Solita mezzaluna per Laurendi. Così la ricezione di Torre. Buono l'attacco, recupera la Jolly. L'alzata di Arena per Laganà. Recupero del senza muro. del Letojanni, poi senza muro. Bravo qui Torre. Perché era obbligato ad andare sull'alzatore il nostro muro. 20-11. Ora Torre al servizio.
autore dell'ultimo punto. Hanno attaccato di torre, Gabriele. Spin per lui, out. E noi rispondiamo col cavallo. 21-11, continua questo vantaggio di più 10 della Jolly. Molti errori fin qua del Letojanni. Dionisio Di Pasquale. Spin per lui, si ferma sulla rete. 21-12. Quindi Sciuto al servizio. Riceve Dionisio Di Pasquale, alza in bugger Remo per Mimmo Laganà. Pallone che torna nel campo della Jolly. Laganà, Laurendi va da Fabio Remo, alza questo pallone sulle mani del muro, sopra le mani del muro, e il pallone che non cade fuori. tocco. 21-13. Ha cercato una via di mezzo tra il pallonetto e la schiacciata Fabio Remo. Non era proprio un pallonetto, non penso. Ha cercato le mani del muro. Dionisio Di Pasquale, capitano della Jolly, ha chiesto formazione. Si tiene stretto i time out. Sono 3 punti Mister consecutivi del Letojanni. Dionisio Di Pasquale riceve per la Jolly. Laurendi va dietro da Mimmo Laganà. Murato recupera Laurendi, in bugger lo Petrone per Fabio Remo, spinge sulle mani del muro avversario, spinge anche Balsamo in copertura. Free ball per la Jolly. Laurendi va da Fabio Remo. C'è il fallo però del muro, probabilmente di Balsamo. Sì, a muro. 22esimo punto della Jolly. Arena al servizio. Alto il pallone, riceve il numero 7 del Letojanni, schiacciata out però di Battiato. 23-13, torna a più 3 la Jolly. A più 10. Più 10, giusto, perché avevo visto 23. Mi è rimasto il 3 sulla bocca. Pasquale Arena ancora per la Jolly, 5 frondi. Chiesa così così la ricezione, in bugger Chillemi, tocca il muro della Jolly. Laurendi, Arena, poi Laganà, mani out. Buona azione della Jolly, 24-13. Primo set point della partita. Riceve Letojanni, Balsamo va da Chillemi, bravo. Chillemi. 24-14. È un colpo che mancava al Letojanni, questo di Giovanni Chillemi, che quindi non sta giocando lui da opposto. Balsamo al servizio. Riceve Dionisio Di Pasquale, Laurendi va al centro E chiude. da Figlianotti. Si chiude qua il primo set al Pallabonini di 5 frondi. 1-0 per i ragazzi di mister Franco Giglietta. Siamo all'8ª giornata di campionato. Fin qui Volley Letojanni ha concesso agli avversari solo 3 set, che adesso diventano 4 dopo questo set vinto per 25-14 dalla Jolly 5 frondi.
Vediamo la classifica. Da Terino Volley Letojanni prima a 16 punti o 15, non vedo bene. 15 mi pare. 16 non lo so, non vedo. Seconda Raffaele Lamezia a 13 punti. LCT Warriors Viagrande terza con 13 punti. Rebobone Saber Palermo 10 punti, quarta posizione. Jam Service Aquila Catania 9 punti, quinta posizione. Jolly Cinquefrondi sesta con 7 punti. Paumar Volley Siracusa a pari punti con la Jolly settima. Sicily Fratelli Anastasi anche 7 punti, quindi a pari punti con Siracusa e Jolly Cinquefrondi. Nona posizione per Costa Dolci Papiro Catania con solo 3 punti, soli 3 punti, e la Torno Callipo Calabria Vibo Valencia ultima in classifica con 0 punti. Mentre vediamo chi sta giocando in questa giornata di campionato, la LCT Warriors Viagrande ospita Jam Service Aquila Catania, sarà sicuramente un bel match. La Costa Dolci Papiro ospita la Sicily Fratelli Anastasi. La Jolly Cinquefrondi sta affrontando e la stiamo seguendo in diretta la Datterino Volley Letojanni. La Raffaele Lamezia ospita Paumar Volley Siracusa e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia gioca in casa contro Re Borbone Saber Palermo. Questa settimana quindi si affrontano riposa contro riposa. Ah, e chi ha vinto la settimana scorsa? Non lo so. Forse giocano domani, la domenica è il giorno di riposo, certo. quindi. Mentre vi ricordo anche di seguire sui social l'edicola di Pinuccio, Facebook, Instagram, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. iscrivetevi anche al nostro canale YouTube, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui nostri video. Potete scansionare il codice qui in basso a sinistra, vi porterà al sito in cui avrete tutti i link necessari. Si ritarda un po' questo ingresso in campo nel secondo set, qualcosa da controllare nel referto elettronico. Forse sono state caricate le squadre, la formazione iniziale. Squadre che rientrano in campo adesso, l'abbraccio tra i giocatori del Volley Letojanni, vediamo chi c'è in campo, non penso ci siano novità. Sì, quindi rientra anche Davide Speziale. Quindi Battiato, Torre, Saita, Spaziale, Balsamo e Chiesa è libero. E Chillemi. Jolly Cinquefrondi ancora in campo con Di Pasquale, Arena, Laganà, Lopetrone, Filianoti, Remo e Laurendi. Abbiamo visto un'ottima Jolly nel primo set, un Letojanni completamente in blackout, ma adesso nuovo set Dal lato sfavorevole, è vero, nel lato di campo. tutti i set sono stati persi nelle 2 partite in casa, tutti di là. Una partita in casa. 2 ne abbiamo fatto. Due? Ah sì, giusto, perché io nell'altra non c'ero. Non c'era, già, non c'era. Domenico Laurendi parte al servizio ferma. della Jolly e come nello scorso set si parte con un errore al servizio, quindi passa in vantaggio Volley Letojanni. Battiato dalla parte opposta. Così la ricezione di Dionisio Di Pasquale. In bugger Laurendi verso Mimmo Laganà, palla che si insacca ma è trattenuta da Speziale. Bella alzata di Laurendi in bugger a fondo campo per una schiacciata di www.laganà.it. Dionisio Di Pasquale al servizio.
Vediamo se ha riferimenti. No, questa volta non spinge. No, non spinge, sì. È Senza buona, guardare, schiaccia Torre. No, è in. Colpo strano. 1-2. Era in. È in. A colloquio Dionisio Di Pasquale dal primo arbitro. Sì, una schiacciata tagliata. Giovanni Chillemi al servizio. Spin per lui. Stavolta Dionisio riceve Di bene Pasquale. Dionisio. Imola Canasca c'è forte, Chillemi tiene in gioco, poi Torre per Letojanni, il muro a 3 della Jolly, ma c'è il fallo col gomito. Pasquale Arena colpisce la rete, 1-3. Partita bene Letojanni. Qualche errorino nella Jolly 5 Frondi. Chiede continuità l'allenatore Rigano. Forte la battuta di Chillemi, tiene bene Remo, poi palla spinta di Mimmo Laganà, ci arriva Chiesa ma non può far nulla. 2-3. Bella l'alzata di Domenico Laurendi, abbiamo rivisto il replay. Arena al servizio, questa battuta a campanile. Pasquale Arena al servizio per la Jolly, il centrale di Taurianova. Si ferma sulla rete. 2-4, altro break per Letojanni. La scorsa partita è passata sotto la rete, toccando la rete, e quindi le paste. Sì. E un'altra era arrivata in testa a Dionisio Di Pasquale, quindi ancora c'è da migliorare. Torre al servizio. Spin per lui. Sì. Out, completamente out. 3-4. Domenico Laganà, servizio ora per la Jolly. Spin per lui, tiene bene Chiesa. Balsamo va da Saita ma non può far nulla, quindi free ball Jolly con la pipe di Dionisio Di Pasquale. Si guardano i tre del Letojanni, Chiesa, Torre e Chillemi, non si tuffa nessuno. 4 pari. Un tocco leggero di Dionisio Di Pasquale, giusto per toccare il muro e farla ricadere alle spalle. 4 pari. Ancora forte, spin, bene buona. anche Chiesa. Recuperato il pallone dalla Jolly 5 Frondi. Free ball Letojanni. Saita, forte. È stato bravo a schiacciare questo pallone che porta di nuovo in vantaggio la formazione ospite. 4-5. Speziale al servizio. Così la ricezione di Lopetrone, ora rivolta verso la rete. Comunque la Jolly ha sistemato questo pallone, tenta il recupero. Chi era? Fabio Remo? Fabio aveva toccato il pallone però non riesce a renderlo giocabile. Comunque da apprezzare il tentativo di Fabio Remo. Altro break del Letojanni, giocatori che si fanno sentire in panchina. Dionisio Di Pasquale riceve questo pallone, Laurendi va da Fabio Remo, la copertura a fondo di Torre. Non ci va nessuno. Arrabbiatissimo Torre. Saita non arriva su questo pallone. 5-6. Non so chi stava aspettando Saita, sinceramente. Doveva andare su questo pallone. Fabio Remo al servizio. Così la ricezione di Saita. Balsamo in bugger proprio per Saita. Pallone che si ferma
sulla rete ed è 6 pari. Fabio Remo al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Oh, ancora in difficoltà Saitta. Ecco che c'è il Passa in cambio. vantaggio. Entra il numero 2, Gabriele. Salomone. Era già entrato. Sì, è lo stesso cambio che abbiamo visto nel primo set. Proprio Saitta ha avuto problemi in ricezione, preso di mira dai giocatori della Jolly. Salomone quindi che dà una mano in ricezione. Chillemi, Balsamo va dietro, pallone preso da Laganà, reso giocabile dal Letojanni. Il muro di Filianoti, si gira Di Pasquale ma non vede il pallone. 7 pari. È quello giallo e blu il pallone. Quindi Balsamo al servizio Su Fabio Remo. Laurendi va dietro da Mimmo Laganà, schiaccia forte, pallone Attenzione che torna nel campo della qua. Jolly. Laurendi va da Di Pasquale col sinistro a Sì, perché era troppo sul vicino muro. alla... Wow! Wow! La schiacciata perfetta. Autore Mimmo Laganà. 8-7. È rimasto sul palmo della mano di Chiesa questo pallone. Filianoti al servizio, riceve Chiesa. Primo tempo. Out però. 9-7. Break Jolly. Il primo di questo set. Sì. Le indicazioni di Mister Giglietta a Dionisio Di Pasquale. Le avete viste? Ed è Filianoti ancora al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Laganà a chiacchierare con Dionisio Di Pasquale. Riceve Salomone. Il pallonetto. Laurendi copre. Ci arriva Remo in bugger. La palla per Mimmo Laganà. Pallone che si insacca e non viene reso giocabile dai giocatori del Letojanni. 10-7 per la Jolly di Mister Giglietta. Time out Letojanni nel frattempo. È giusto così. Di nuovo in campo le due squadre qui al Pallabonini di Cinquefrondi. 1-0 di set per la Jolly, 10-7 il punteggio. Filianoti riceve Salomone. Chillemi chiamato in causa per la schiacciata, pallone out però. 11 Jolly, 7 Letojanni. Filianoti al servizio su Salomone, costretto ad indietreggiare. Poi Chillemi sbuccia il muro della Jolly, un po' di confusione nel campo del Letojanni. Tocca ancora il muro della Jolly, Laurendi la alza dietro da Mimmo Laganà. È out però la sua schiacciata. Sì. 11-8. Ha quasi preso l'allenatore del Letojanni con questo colpo. Salomone al servizio, è rimasto in campo. Remo se la chiama, Alzenbacher per Mimmo Laganà. Bravo Salomone a tenere in gioco questo pallone. Torre schiaccia e manda il pallone lì dove non c'è nessuno. 11-9.
quindi ancora Salomone a servire per Letojanni, ex Jolly, Francesco Salomone. Dionisio Di Pasquale riceve, Laurendi va dietro da Mimmo Laganà, lungolinea vincente di Mimmo Laganà, forte tra le braccia di Chiesa. 12-9. Domenico Laurendi al servizio per la Jolly, la solita mezzaluna, stavolta sta saltando un po' prima, sistema questo pallone, Balsamo recupera la Jolly Cinquefrondi, Mimmo Laganà schiaccia forte e tocca la spalla di Giovanni Chillemi. 13-9, giocata da applausi della Jolly Cinquefrondi perché questo pallone sembrava perso. Domenico Laurendi, che dicevo, no, che salta un po' prima rispetto al solito. Abbiamo visto diversi falli di piede sulla sua battuta. Colpisce il muro, l'attacco di Torre. Dall'altro lato Chillemi, pallone che rimbalza sul nastro, reso giocabile dalla Jolly. Palla spinta di Laganà che si mette le mani tra i capelli. Chiesa ha recuperato anche questa. Dionisio Di Pasquale, autocopertura. Pipe troppo di Fabio Nemo, pallonetto. Si tuffa Chiesa. Pallone ancora da Giovanni Chillemi, si tuffa Mimmo Laganà, rimanda di là Pasquale Arena, Balsamo, Chiesa e poi ancora Giovanni Chillemi, muro della Jolly, pallone ancora giocabile dal Letojanni, altro muro Jolly. Torre spinge ma c'è il fallo di Balsamo, se non mi sbaglio. Vediamo il replay. Non si vede qui. 14-9. Lungorelli tra le due squadre, sì, per ottenere questo punto, con un muro ben compatto della Jolly, murato 3 volte consecutive l'attacco del Letojanni. Muro non falloso. 14-9 Jolly Cinquefrondi. Chiamato formazione il capitano del Letojanni, gioco che può riprendere, e quindi ancora Laurendi al servizio, mezzaluna per lui, tesa su Chiesa. Balsamo ma da Giovanni Chillemi e il suo colpo. 14-10. Battiato al servizio per Letojanni. Pallone che rimbalza sul nastro, quindi la prende Laurendi che si trovava lì. Domenico Laganà ha schiacciato, coperto a fondo campo Salomone. Il monster block di Mimmo Laganà. 15-10. Dionisio Di Pasquale tocca il naso su Chiesa. Torre, bravo. 15-11. si aprono le mani di Laurendi, questa palla finisce a terra, io sto perdendo la voce. Giovanni Chillemi al servizio per Letojanni. Spin per lui. Out. Pallone velocissimo. 16-11. Pasquale Arena al servizio su Salomone. Balsamo va da Torre, sbuccia le mani del muro di Mimmo Laganà. Poi Domenico Laurendi
sbuccia la palla. Questa palla è tutta sbucciata. 16-12. Zerbonia piccolino piccolino ad asciugare il campo. Non penso di questo. Il servizio di Torre. Laurendi va dietro da Mimmo Laganà. Torre copre a fondo campo. Pipe. Poi la Pipe tiene Domenico Laganà Laurendi, pardon. Laganà a schiacciare. Muro avversario. Laurendi la gioca al centro da Filianoti. Colpetto sicuro e leggero di Filianoti. Si tuffa Balsamo e porta fuori tempo Giovanni Chillemi, che era pronto a prendere questa palla. Bellissima schiacciata dal nostro centrale. 17-12 il punteggio, con Mimmo Laganà ora al servizio. Mi è ritornata un po' di voce. Vuoi una caramellina? Ce l'hai? Grazie. Mimmo Laganà, spin per lui, forte, tiene bene Chillemi, pallone che torna nel campo della Jolly, salta al momento giusto Fabio Remo ed è 18-12. Time out Letojanni, il secondo. Sì. Sul 17, ora sul 18-12. Probabilmente pesa l'assenza di un certo Danilo Cortina nel Letojanni. Io ce l'ho scritto qui nelle formazioni, però non so se come mai non c'è quest'oggi. È asciutto. È asciutto. 18-12. Fa cenno il secondo arbitro che hanno già usato 2 time out nel Letojanni. La Jolly Cinquefrondi che ancora ne ha a disposizione 2. Ha chiamato solamente una volta formazione. - 12 squadre di nuovo in campo. Mimmo Laganà al servizio, spin ancora per lui, si ferma sulla rete. 18-13. Quindi ora al servizio per Letojanni Davide Speziale. Riceve Lopetrone, Fabio Remo, Alzenbacher, però costretto alla free ball Mimmo Laganà. Quindi Torre, Balsamo, va da Giovanni Chillemi, trova lo spiraglio giusto, si tuffa Lopetrone, non riesce a rendere giocabile questo pallone. 18-14. Salomone al servizio, Dionisio Di Pasquale rimanda di là, però è stato bravo a contrastare Laurendi. Fabio Remo schiaccia forte, non c'è il tocco. No, assolutamente. 18-15. Non c'è il tocco del muro, non c'è il tocco nemmeno del giocatore che stava coprendo a fondo campo. 18-15. Si va sotto volley Letojanni. Al servizio ancora con Davide Speziale. Dionisio Di Pasquale riceve, Laurendi va da Fabio Remo, che si fa perdonare subito. Grande Fabiolino, schiacciata. ex Fabiolino, oggi dottor Fabio Remo. 19-15. Ed è proprio Remo ad andare al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Riceve
Salomone. Torre mette a segno il 16° punto. Lungolinea vincente, non tiene in gioco Max Lopetrone. Balsamo al servizio. Jump float per lui col suo mancino. Dionisio Di Pasquale riceve, Laurendi la alza per Mimmo Laganà, tocca le mani del muro avversario. Balsamo va da Torre, che forse ha calpestato, no? 19-17. No, non ha pestato. Si è tuffato Lopetrone, la palla è caduta sul suo braccio ma si è fermata lì, non è rimbalzata. Ancora il mancino di Balsamo sul Lopetrone. Laurendi va dietro da Mimmo Laganà e la sua palla si coordina bene. 20° punto per la Jolly Cinquefrondi. Piglianoti al servizio per la Jolly. Su Salomone. Balsamo va da Chillemi, pallone che sbatte su Fabio Remo, poi Arena ha sbracciato ma non è riuscito sempre a trovare il pallone. Quasi senza muro Chillemi riesce. Sì. C'è Balsamo che lo serve. Lasciano far scorrere questo pallone i giocatori della Jolly. Pallone out, 21-18. Domenico Laurendi ora al servizio. Su Torre che riceve male. Muro Jolly. Autocopertura. Sì. Balsamo in bagger, però in zona di conflitto, quindi una mezza free ball. Pallone arretrato per Laganà che fa un pallonetto. Mura 1 di Dionisio Di Pasquale e mette a segno Giovanni Chillemi. 21-19. Bisogna asciugare il campo della Jolly. Ne approfitta Mimmo Laganà per bere un po'. Time out chiesto da mister Franco Giglietta. Primo time out della Jolly. Sì, in tutta la partita? Sì. Volle Letoianni che invece viene da una vittoria per 3-1 contro la Mezia. Vedremo dopo, alla fine di questo set, tutti i risultati della scorsa giornata. Cosa chiedono i giocatori del Letoianni al secondo arbitro? Forse un po' più di tempo possibile? Sono 30 secondi, no? Cosa stanno chiedendo? Non capisco. Boh. Boh. Tutto ok. Deve solamente abbandonare il campo l'allenatore del Letoianni, che sta molto lì, quasi sulla linea. Se la ride. Battiato al servizio. I fischi del Palaponini. Lopetrone riceve, Laurendi va si è portato via la rete. Sì, muro del Letoianni che si porta a casa la rete. 22-19. Ci serve la rete. Brutto fallo questo, eh? Sì, è agganciata proprio la rete. Dionisio Di Pasquale. Una forma fisica non perfetta. Balsamo va da Chillemi che riesce a trovare sempre lo spiraglio giusto. Ne è stato
il giocatore più prolifico del Letojanni, 22-20. Ed è Chillemi stesso ora al servizio. Vediamo la sua spin, Gabriele. Sì, salta. Oh, Schiacciata vincente di Torre. Era forte il servizio spin di Chillemi. La risposta di Lopetrone finisce proprio lì c'è un'alzata perfetta per di Torre. di Lopetrone. 22-21. Si fa sotto Letojanni. Chillemi al servizio. Ancora spin, ancora sul Lopetrone. Laurendi Troppo vicino alla rete, che ottiene il massimo. Mimmo Laganà, non era facile, non era. Spinge la 23-21. palla sulle mani del muro e palla che carambola poi sull'asta. Sì, sì, sì. Alzata Cambio. imprecisa. Cambia il servizio, esce Pasquale Arena, entra Figlianoti. Figlianoti. Fratello. Federico, fratello di Francesco, il centrale della Jolly. Tesa. Sì, buona flottante. Oh, il Balsamo bagger che ha di preso. Tiene in gioco Figlianoti. Dionisio Di Pasquale la alza per Remo. Tiene in gioco Chiesa. Torre. Lungolinea vincente di Torre. Era solo Laganà a muro. 23-22. Si chiude il cambio. Esce Figlianoti. Federico. Entra Pasquale Arena. Poi Pasquale Arena che lascia lo spazio a Max Lopetrone libero. Tanto Torre è al servizio. Tutto pronto. I fischi del Pallabonini. Riceve Dionisio Di Pasquale. Laurendi sistema il pallone ad una mano. La schiacciata di Fabio Remo. Chiesa alza in bagger per Chillemi. Poi tenta di recuperare il pallone. Balsamo con il piede. Non ci riesce. Quindi 24esimo punto della Jolly. Set point, 2 a disposizione. È stato bello, il muro della Jolly. Cambio, esce Fabio Remo, entra Emanuele Renzo, probabilmente. Alza un po' il muro mister Franco Giglietta. Penso che insieme questi tre davanti della Jolly non li abbiamo mai visti durante le partite. Renzo, Figlianoti e Laurendi. Mimmo Laganà, spin per lui, tiene bene Giovanni Chillemi, Balsamo dietro da Torre, pallone che si insacca. 24-23, annullato il primo set point. E se Giovanni Chillemi riceve così bene è perché ha avuto un passato da libero proprio qui alla Jolly sì, 5 Fronti. sì, ha fatto una stagione da libero quando noi siamo stati mezza stagione da libero. Mezza stagione. Se non mi sbaglio proprio per sostituire Salomone, se non mi sbaglio. Si chiude il cambio della Jolly, è uscito Renzo ed è rientrato Remo. Renzo Remo. Speziale al servizio. Tesa si tuffa Figlianoti, recupera Laganà, la schiaccia Dionisio Di Pasquale ma finisce sulla rete. Quindi 24 pari. Se la gioca il Letojanni e può riaprire completamente la partita. Volle Letojanni. Si arriverà a 26 in questo secondo set al Pallabonini di 5 Fronti.
Time out chiesto da mister Giglietta. 2 su 2 quindi per entrambe le squadre. Il primo set è terminato 25 a 15 14 con un volley Letojanni completamente assente dal campo. Adesso piano piano sembra aver ripreso la marcia e c'è anche qualche errorino in più della Jolly 5 Frondi che non è stato fatto nel primo set. Poi del resto perfetti non si può essere. Ricordiamo tutti gli errori della scorsa partita. In una settimana sicuramente qualche miglioramento c'è stato. 24 pari, squadra di nuovo in campo. Salomone al servizio, tesa su Lopetrone. Laurendi sistema il pallone per Mimmo Laganà. Chillemi costretto alla free ball. Lopetrone, Laurendi va ancora da Mimmo Laganà. Lungo linea vincente, 25 a 24. Le proteste del Letojanni per l'alzata precedente di Laurendi. No, io sinceramente non ho visto nessun fallo. Era sì una situazione difficile, ma comunque è stato bravo Laurendi ad alzare il pallone. Quindi avanti di 1 la Jolly 5 Frondi con Fabio Remor al servizio. Zona di conflitto riceve Salomone. A schiacciata di torre Muro Jolly. Chiesa recupera. Vogliono il fallo a Muro i giocatori della Jolly. Laurendi va da Mimmo Laganà tutto a braccio. Pallone recuperato da Balsamo. Schiaccia torre. Tiene in gioco Laganà. Duello aereo. Mura Laurendi. Laurendi va da Mimmo Laganà costretto però alla free ball. Si tuffa Chiesa. Attacco centrale. Muro Jolly. Remo va da Laurendi che la spinge di là. Pallone che danza sul nastro. Pallone che torna nel campo del Letojanni. Che cosa abbiamo visto? Divertente. Divertente sicuramente questa giocata. 25 pari. Ed è qui che bisogna tenere i nervi ben saldi, Colpi di fortuna da una parte e dall'altra. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. Chiama formazione Capitan Balsamo sul 25 pari. Lo vedete in basso a destra Salvo Suraci, dirigente del Letojanni, sgolarsi con i suoi ragazzi, amici che ci seguono da Letojanni, lo riconoscete. Balsamo il mancino al servizio. Laurendi va ancora da Mimmo Laganà, out però colpisce male questo pallone. Passa in vantaggio Letojanni. Primo set point. 25-26. Forse adesso Laurendi deve svincolarsi un po' da Laganà. Ultimi attacchi tutti su di lui. Balsamo al servizio su Lopetrone. Laurendi rimanda di là. Balsamo tiene in gioco. Chiesa in bagger per Chillemi. Tocca l'asta. La palla lanciata da Dionisio Di Pasquale. Si chiude qui il secondo set al Palabonini in rimonta. Volley Letojanni che adesso sì che può spiccare il volo. Uno pari di set. 25-14 il primo, 25-27 il secondo. Partita molto tesa, molto giocata, finita in maniera un po' fortunosa, direi. Rocambolesca. Ecco. Vediamo subito i risultati della scorsa giornata di campionato, la settima. LCT Warriors Via Grande che ha vinto per 3-0 contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia. Re Borbone Saper Palermo ha vinto 3-2 contro la Sicily. Fratelli Anastasi da Terino Volley Letojanni, ve l'ho detto prima, ha vinto 3-1 in casa contro la Raffaele Lamezia. Altra grande partita
La Jam Service Aquila Catania ha vinto 3-1 contro la Jolly 5 Frondi. L'abbiamo seguita in diretta domenica scorsa. Hanno riposato Costa Dolci Papiro Catania e Paumar Volley Siracusa. Paumar Volley Siracusa che sarà anche prossima avversaria della Jolly 5 Frondi. Vediamo subito la prossima giornata. Volley Letojanni che affronterà la Tonno Callivo Calabria. Vibo Valencia Bronte ospiterà la Costa Dolci Papiro Catania, derby di Catania. LCT Warriors Via Grande riposa. Sicily Fratelli Anastasia ospiterà la Raffaele Lamezia. Chissà se sarà anche questo un bel match da seguire. Come vi dicevo prima, Power Volley Siracusa ospiterà la Jolly 5 Frondi e Re Borbone sta per Palermo riposa. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri canali social, basta scansionare il codice qui in basso a sinistra. Se non sapete cos'è un QR code, voi boomer, fatevi aiutare dai nipoti, dai figli. Si scherza, si scherza. Mentre salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo dalle Letojanni e non solo, anche i tanti cinquefrondesi che non sono potuti venire qui al Palabonini. Tanto mandateci un riscontro ogni tanto, diteci se si vede bene, se ci state sentendo bene. Ho avuto qualche piccolo problemino all'inizio con la connessione. Squadre di nuovo in campo al Palabonini. La novità per Letojanni è Salomone schierato titolare. A discapito di Raffaele Saitta. Quindi Salomone, Chillemi, Chiesa, Speziale, Torre, Battiato e Balsamo. Jolly in campo con Arena, Di Pasquale, Remo, Lopetrone, Lagana e Laurendi, l'altro centrale sempre Figlianotti. Balsamo al servizio, Dionisio Di Pasquale riceve pallone verso proprio Dionisio Di Pasquale, troppo vicino alla rete. Murato. 1-0 per Volley Letojanni. Adesso è tutta una questione di testa. Sì. Letojanni che non è entrato in campo nel primo set, ha iniziato a macinare gioco nel secondo. Laurendi cerca in pipe Fabio Remo, si tuffa Chiesa, pallone recuperato, Balsamo verso Salomone, tocca il muro avversario. Laurendi per Dionisio Di Pasquale, Chiesa, Balsamo dietro da Chillemi, tiene in gioco ma pallone che finisce out dall'altro lato. 2-0 per Letojanni. Corre anche di più Volley Letojanni in campo rispetto al primo set. Anche i recuperi stanno funzionando.
Balsamo riceve Dionisio Di Pasquale, Laurendi dietro da Mimmo Laganà, tutto braccio, è il suo colpo e la sua palla. 1-2. Andiamo, dice ai suoi compagni l'opposto cinquefrondese, Laganà. Domenico Laurendi ora al servizio. A +1 risponde +1. Solita mezzaluna. E si Però ferma pallone sul che si nastro. ferma sulla rete. 1-3. Già break. C'è Salomone al servizio. Gevello Petrone, Laurendi dietro da Dionisio Di Pasquale ed è da un po' che non si fa sentire in schiacciata il capitano della Jolly. 2-3. Bella, Ora Di Pasquale al servizio. Vediamo se la spin funziona da quel lato. Funziona, tiene bene Salomone. Salomone. Doppia di Balsamo, chiede spiegazioni. Abbastanza arrabbiato qui, Balsamo. Ci potrebbe stare anche il cartellino. Infatti arriva. Cartellino giallo per Letojanni. Sono state diverse le proteste in questa partita. 3 pari. Tutto pronto, gioco che può riprendere. Dionisio Di Pasquale ancora al servizio, spin per lui, tiene bene Chiesa, Balsamo al centro, una bella combinazione, bravo qui Battiato. Non c'era il nostro muro. Rivediamo. 3-4. Senza muro. Il muro c'era, però Dov'era? Era a è terra. al centro. Sì. Io non l'ho visto saltare. In ritardo. Battiato al servizio, out. 4 pari. Arena al servizio. Riceve Salomone, Balsamo, pallonetto, ci mette il braccio Dionisio Di Pasquale, la schiacciata di Lagana, mani out. Un pallone strano questo che è rimbalzato sul muro del Letojanni, vantaggio Jolly. Su Torre che poi cercava l'autocopertura, non arriva su questa palla. Bene, La schiacciata, Salomone. out. Chiedono il tocco. C'è. Laganà chiama, si accusa. Non l'ha vista, era sulla palla mi pare Dionisio, ma l'ha lasciata andare a fondo campo. Giovanni Chillemi al servizio. Va a sentire in maniera rumorosa il Pallabonini sul servizio dell'ex spin, tiene bene Fabio Remo. Laurendi al centro da Figlianotti, il pallonetto letto bene dai giocatori del Letojanni, è buona la diagonale del numero 4 Torre. C'era Lopetrone ma non è riuscita a prenderla, 5-6. mentre Bella questo servizio spin, out. Mani in faccia di Torre, disperato. 6 pari. Guarda dove è andato l'allenatore del Letojanni.
è andato praticamente sulla sinistra, non si vede. Eccolo, nel lo vedete quadrato. entrare adesso, lo vedete entrare adesso. Era appoggiato sulle transenne laterali del palazzetto, incredulo. Bella la spinna di Laganà, tiene benissimo Salomone, la schiaccia come può il giocatore delle Toianni. Il muro a 3 e anche il fallo. C'è ragazzi, c'è. L'ha toccata con la schiena, il numero 4 Torre, che poi protesta. 7-6 Jolly. Con la schiena, Turduni. Laganà al Spin per servizio. Laganà. Spin per lui. Si ferma sul nastro. Rischiava di buttar giù la rete. Laganà, era un bel colpo. Qualche centimetro più in alto. Vabbè, avrebbe creato qualche problemino alle Toianni. Andrea Torre al servizio. Spin anche per lui. Out. Oh, out. Out. Ma fai il replay, Signori, subito. vediamo il replay. Vediamo se riesco a bloccarlo. Ma c'era luce, no, era fuori. Ragazzi, guardate, ho preso. L'ho bloccato al momento giusto, è oltre la linea, 7-8. Giallo per la Jolly. Rimandiamo il replay. Stavolta non lo blocco. Vai su YouTube e guardati il replay. 20 centimetri fuori. Proprio oltre la linea. Vantaggio per le Toianni. Al servizio Torre. Ancora spin sul remo. Laurendi sistema il pallone. Figlianoti. Piano Renato. Remo. Dai, ma dai. Gli ha toccato le mani. Okay, si ferma. Gli ha toccato le mani. 8 pari. 8 pari o 9-8, Gabriele? 8 pari. Sei sicuro? Sì. Sì, probabilmente ci poteva stare il fallo. C'era il fallo, ha toccato le mani. C'era invasione. Remo, Chillemi, Balsamo da Salomone Murato. Salomone Murato. Dicono che c'è il tocco i giocatori delle Toianni. 9-8 per la Jolly, sta succedendo di tutto al Palabonini. Probabilmente l'hanno ritoccata in fase di discesa. L'ha toccata, lui dice che l'ha toccata Balsamo. Rosso per le Toianni. Accesissime proteste del capitano Balsamo. Guarda Balsamo arrabbiatissimo con il secondo arbitro. Loro dicono che il pallone era out, ma hanno chiamato una palla toccata. Probabilmente l'ha toccata qualcuno con la schiena. Vediamo se nel replay c'è, ma è difficilissimo da vedere, ragazzi. È difficile da vedere, è difficile. Il pallone è out sicuro, ma probabilmente qualcuno l'ha toccata con la schiena. Il secondo arbitro è lì. Chiama time out. Coach Rigano. È andata nel pallone 10-8 intanto. Valeria Vitola. Un po' di confusione per i due arbitri. Diciamo che non ne stiamo vedendo delle belle dall'inizio del campionato, Renato. Ci ha ridato l'out che la palla in campo che ha chiamato in quella precedente. Sì, ma è dall'inizio del campionato che ci sono continui errori arbitrali, da una parte e dall'altra. Diciamo che le stiamo vedendo in ogni partita. Proteste anche, se non mi sbaglio, del secondo allenatore
Claudio Mantarro, anche essendo, ragazzi, ha pareggiato i conti l'arbitro perché quella palla era out. Però l'ha chiamata toccata. Sì, l'ha chiamata toccata. Ora ha chiamato i due I due capitani, capitani. che non ci sono state proteste da parte della Jolly. Chiede calma Salvo Suraci ai suoi ragazzi. Se solo tutti mettessero in campo la rabbia di Salvo Suraci. Lungo colloquio tra l'arbitro e i due capitani. Fabio Remo al servizio per la Jolly. Riceve Chiesa, così. Chillemi alza. Tocca il muro della Jolly. Remo a fondo campo, Laurendi dietro dal suo posto. Mimmo Lagana. Monster block. Non sta più Del servendo Letoianni. i centrali, Gabriele. Sì, adesso diciamo che è una situazione un po' complicata per gestire il pallone. Squadre sotto pressione, Speziale al servizio. difficile fare le scelte. Dionisio Di Pasquale riceve e attacca il capitano della Jolly. 11-9. 12? 11. Ah, io mi perdo. Un punto è stato assegnato per il cartellino rosso. Sì. Filianoti al servizio su Chillemi. Balsamo al centro. Tiene in gioco Mimmo Lagana. Laurendi va da Dionisio È Di out. Pasquale che però colpisce out. 11-10. Balsamo al servizio. Mamma. Sbuccia Chiesa questo pallone sul primo tempo della Jolly 5 Frondi. Non molto convinto questo primo tempo. Laurendi e la sua mezzaluna al servizio. Riceve Chiesa, Balsamo. Pipe, Tacco in ma pipe, Murato. Morata. L'alzata di Per Torre. Chillemi e Out. mani out di Giovanni Chillemi. Bella l'alzata di Torre, eh? Sì. 12-11. Salomone al servizio. Laurendi va da Dionisio Di Pasquale a tutto braccio. Murato, altro monster block del volley Letoianni. 12 pari. Disinnescati tutti gli attacchi della Jolly 5 Frondi. È andato a segno solo uno, quello al centro di arena. Salomone al servizio. Lopetrone, così la ricezione. Non può recuperare Domenico Laurendi. Passa in vantaggio Letoianni. Chiama formazione Dionisio Di Pasquale. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. Dopo la chiamata formazione, gioco che può riprendere. Salomone ancora al servizio. Riceve Lopetrone. Laurendi alza per Lagana. Tocca Torre. Schiaccia. Tocca il muro avversario. Dionisio Di Pasquale. Non c'è il tocco.
Pallone completamente out, 12-14. Chiamato in causa Marco Pugliatti nella Jolly 5 Frondi. Cambio con Domenico Laurendi. Cambio regista per la Jolly 5 Frondi. Stanco Laurendi. Sì, sì, sì. Sempre Salomone al servizio. Lopetrone riceve Marco Pugliatti al centro da Pasquale Arena. Pallone giocato da Letojanni, chiamato in causa Torre. Tocca il muro, copertura di Salomone e Giovanni Chillemi mette a segno il 15° punto. 11-15, chissà, forse time out per la Jolly? Time out, sì, chiesto da mister Franco Giglietta. Fischia l'arbitro, squadre pronte a rientrare in campo al Palabonini di 5 Frondi, terzo set, 1 pari. Salomone ancora al servizio, terzo servizio consecutivo, si ferma sulla rete questa volta. 13-15. Dionisio Di Pasquale ora al servizio. Sbuccia alle mani del muro della Jolly, Remo schiaccia, pallone che non riesce a recuperarlo. Senza paura Fabio Remo su questa palla 14-15. difficile. Si guardano i giocatori del Letojanni perché dicevano questa palla era out. Perché l'hai presa? Sì. Chi l'ha presa? Salomone? Qui 14-15. c'è da asciugare, sì. (14-15) il punteggio. Dionisio Di Pasquale al servizio, spin per lui, si aiuta col nastro, tiene bene Chiesa, Balsamo va al centro, sbuccia il muro della Jolly. 14-16, altro break per gli ospiti. Riceve Lopetrone, Remo chiamato in causa, forse era out, Lopetrone la gioca, ma Remo come fa ad arrivare povero Remo lì? non poteva schiacciare questo pallone. 14-17, ma Lopetrone ha giocato questo pallone, sembrava destinato a out. Quindi +3 dei letoniannesi al servizio con Battiato su Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va dietro, dalla canale, non si sa come ha fatto a schiacciare questa palla Battiato, questo pallone in mezzo, la rincorsa di Balsamo per cercare di recuperarlo all'ultimo. 15-17 e la Jolly deve farsi forza attraverso questi errori del Letojanni. Cambio al servizio, esce Arena, entra Crucitti. D'Artagnan Crucitti.
spin per lui su Chiesa che tiene bene. Balsamo va da Chillemi, non riesce a tenere in gioco Dionisio Di Pasquale. 15-18. Giovanni Chillemi ora al servizio. Entra la spin che ha già fatto male alla Jolly. Fa il cambio maglia intanto il mister delle Toianni, evidentemente era più sudato dei suoi ragazzi. Servizio out di Chillemi. 16-18. Mimmo Laganà al servizio. Spin risponde a spin. Oh, ace! Primo ace. Ace per Mimmo Laganà. 17-18. E se non sbaglio è il primo ace in battuta della Jolly 5 fronti in questa partita. E soprattutto Laganà è da un po' che non fa ace in battuta. 17-18. Ancora Mimmo Laganà al servizio. Ancora spin. Tiene bene Salomone. Balsamo alza per Torre. Tiene in gioco Laganà per non c'è nessuno, Lopetrone. devi guardare Remo dove schiaccia. Salta Remo. Schiaccia anche il centrale. Buon primo tempo di Speziale. Continua a tenere il +2. Volley Letojanni. 17-19. Cambio in vista. Esce Salomone. Rientra Raffaele Saitta, giustamente per la fase d'attacco. Salomone ha dato Sì, è rimasto in campo fino ad adesso. difesa e ricezione. Sì. Torre al servizio. I fischi del Pallabonini. Spin per lui. Lopetrone tiene bene. Pugliatti Mamma, troppo va vicina. da Remo. Mani out. 18-19. Come ha fatto Remo? Fabio Remo al servizio. Su Giovanni Chillemi. Era tesa. Bravo Torre. 18-20. Sembra il copione della partita di settimana scorsa, con la Jolly che andava a -1, poi di nuovo -2, poi di nuovo -1, poi di nuovo -2. Cambio per Letojanni, cambio alzatore, esce Balsamo, entra Giorgio Vintaloro, il più giovane dal volley Letojanni. Con Speziale ora al servizio. A fil di rete Dionisio Di Pasquale riceve. Pugliatti, palla arretrata per Dionisio Di Pasquale che riesce a schiacciare bene Chillemi. Tocca il muro della Jolly, la recupera Remo e il bugger di Marco Pugliatti. Free ball. Vintaloro va ancora da Giovanni Chillemi che ottiene il money out. Non vale l'arbitro con chi gioca. Non funziona come nel calcio che è una bandierina, no? No. Cambio pallone? Cambio pallone. Guai? Come mai? Boh. (18-21) il punteggio. Davide Speziale al servizio. A fil di rete ancora su Dionisio Di Pasquale. Pugliatti dietro per Mimmo Laganà. Torre la prende, Vintaloro la prende anche, però Chillemi non riesce a passarla di là. Quindi 4 tocchi per Letojanni, 19-21. Si chiude il cambio, rientra Balsamo, esce Vintaloro. Il sorriso Crocetti. di Balsamo. Anche di là. Sì, si è chiuso il cambio anche della Jolly, è uscito Crucitti ed è rientrato Figlianoti. No, cambio. Sì, è rientrato Figlianoti che era il centrale.
Sì, c'era E mi troppa sa che confusione. poi Filianoti ha fatto il cambio per Filianoti. Appunto, c'è troppi. C'è stato questo incrocio. Bella tesa questa battuta su Chiesa, Chillemi, Pugliatti, Remo alza per Di Pasquale che mette a segno il 20° punto. Forza, da pulire. Vai piccolo Zerbonia. A posto? Ha fatto una faccia, vabbè, fate voi. Quindi Federico Filianoti al servizio, pallone che rimbalza sul nastro. 20-22, non ci voleva per la Jolly Cinquefrondi. E di nuovo -1, -2, -1, -2. Si chiude il cambio tra fratelli, esce Federico, entra Francesco Filianoti, Riesce poi e rientra Lopetrone. Lopetrone, sì. Cioè, e poi Sciuto gioca di là. Qua non fanno altro che entrare. Balsamo al servizio, Lopetrone riceve, Pugliatti va da Mimmo Laganà. C'è stato anche il fallo del muro del Letojanni. 21-22. Ottimo lungolinea dell'opposto cinquefrondese. È la prima battuta di Marco. Marco Pugliatti al servizio. Non me lo ricordo. Probabilmente Flot, lui che a inizio stagione era partito con la spin. Sì, eccola qua. Balsamo va da Chillemi, che è una garanzia per il Letojanni. Zona calda, 21-23. Altro cambio, esce Saitta, entra Salomone. Quindi si è chiuso il cambio. Salomone che è al servizio. Time out chiesto da mister Franco Giglietta. Tutti e due i time out sono stati utilizzati dalla Jolly Cinquefrondi. Uno solo dal Letojanni in questo sì, set. Sì, sì. Quindi Sul formazione- 10-8. la formazione messinese che c'ha ancora un time out a disposizione. Mentre come sempre vi ricordo anche di seguire l'edicola di Pinuccio sui nostri social Facebook e Instagram. Potete scansionare il QR code qui in basso a sinistra. Lascialo a lungo però. Lascialo lì. Tra l'altro oggi, Renato, abbiamo scoperto una nuova funzione dell'app YouTube per cellulari, quella che puoi zoomare il tu. video quanto vuoi. Tu, io no. È una novità per i dispositivi mobili. Quindi se volete vedere ancora meglio, qua intanto zona di conflitto. Laganà recupera però la Jolly Cinquefrondi. No, doppia! Doppia di Marco Pugliatti. 21-24, set point, 3 a disposizione per Volley Letojanni. Marco Pugliatti alza Due per Mimmo Laganà, un pallone alto, finisce out. Si chiude quindi il terzo set al Pallabonini di Cinquefrondi. Controsoppasso del Volley Letojanni, da 1-0 di set per la Jolly a 2-1 per la formazione siciliana.
Allora, ricapitolando, primo set 25-14, secondo set 25-27, terzo set 21-25. Si va al quarto set con l'ottimo vantaggio del Letojanni, che era partito in grande difficoltà in questa partita. Jolly Cinquefrondi che un pochettino si è smarrita, soprattutto nella gestione del pallone. Del resto nel Letojanni è cominciato a funzionare praticamente tutto: servizio, i recuperi fondamentali, ottime le ricezioni. Andiamo alla Jolly, che è già pronta ad entrare in campo, mentre qualcosa da sistemare nel reperto elettronico. Questa invece è la panchina del Letojanni. Gli altri giocatori sono tutti a scaldarsi a destra. Gioco che può riprendere. Squadra di nuovo in campo. Salomone riconfermato al posto di Saitta, ed è stata anche un po' la chiave per svoltare questa partita per il Letojanni. Abbiamo visto un Saitta che era in difficoltà all'inizio, sostituito da Salomone, che ha risposto molto bene alle esigenze del mister. Sì, è andato sempre bene, perché comunque era sempre in ricezione Salomone. O in difesa o ricezione. E in non l'ho attacco, visto non, in attacco. non è stato servito, infatti, quando era in attacco. Solo una volta, che ha rimandato il pallone nel campo della Jolly, e poi è stato sostituito. 2-1, squadra di nuovo in campo. È rientrato, hai già detto che io non c'ero? È rientrato Laurendi tra i titolari della Jolly. Mezzaluna al servizio su Chiesa. Battiato va dietro, forte la schiacciata, tiene in gioco Laurendi, alza in bugger Remo e alza un campanile in palleggio Laganà. Mani out ottenuto da Giovanni Chillemi. Non solo Salomone, ma anche Giovanni Chillemi nel primo set non era in grandissima forma, poi ha cominciato a macinare gioco, a sferrare i suoi grandi colpi. Di 1-0 per Letojanni. Un servizio con il centrale, riceve Lopetrone, così sistema ad una palla Laurendi, che chiede un'invasione aerea. C'era sì. E c'era Muro, sì. Torre. Oh, scivolano tutti qua. È scivolato Torre. Non se l'è più ritrovato Balsamo. C'era un'invasione. Uno pari, sì. Vitola, c'era un'invasione. E infatti si lamenta tantissimo Laurendi. Ed è la si sta lamentando tantissimo. Eccolo, lo vedete a sinistra Laurendi, che è pronto per battere. No, non deve battere lui. Comunque era una netta invasione aerea. Anche prima c'era stata nell'altro set, il primo set o il secondo set. Ma aspetta, che fa? Si ripete? Non ho capito. Perché questa cosa? Si ripete? Si ripete. Out. In. Out. Uno pari. Sei sicuro? No, non l'ho mandato al replay. Dionisio Di Pasquale al servizio. Ma non ho capito perché abbiamo fatto ripetere. Appunto.
Op, non è riuscito a sistemare questo pallone Balsamo. Buona la battuta di Dionisio Di Pasquale. 2-1 per la Jolly. Dionisio Di Pasquale, ancora spin per lui su Chiesa. Balsamo va al centro. Ancora una volta primo tempo vincente del Letojanni. 2 pari. Anche questa nel primo set non ha funzionato il primo tempo del Letojanni. Ora è praticamente dal terzo set, non tanto nel secondo ma dal terzo set che sta funzionando. Chillemi. Forte la spin con un braccio. Lopetrone, la schiacciata di Remo. Lopetrone ancora recupera. Laurendi dietro per Mimmo Laganà. Tiene in gioco Chillemi, ma c'è il fallo del muro del Letojanni. 3-2 Jolly. Sì, si è mossa la rete, si è mossa. Si vede appena, ma comunque si nota. Arena al servizio. Pasquale Arena tesa. Balsamo va da Torre, però costretto alla free ball. In bugger di Pasquale. Laurendi, la schiacciata di Remo. Balsamo in bugger ancora da Torre. Laurendi alza Arena. È una doppia. 3 pari. Forse di queste doppie era la meno doppia. Sì. Poi vabbè, c'è il famoso mito nella pallavolo che i centrali non sanno alzare, quindi abbastanza discutibile anche questa scelta arbitrale. Servizio di Andrea Torre. Spin out. Ehi, ha corretto la scelta. Cosa? Ha corretto la scelta l'arbitro? No. Il pallone era out, signori, era out. Abbiamo rivisto il replay. Io ve lo rimando. Chiama formazione Dionisio Di Pasquale. Vediamo se riesco a bloccare. No, ho preso il rimbalzo. Rimandiamo mentre... Vediamo se riesco a bloccarlo al momento giusto. Sai, sulla linea mi sa. Vabbè, ancora in volo, Sì, ancora in volo. Sulla linea, si vede il rimbalzo sulla linea. Di mestiere faccio anche il moviolista. Servizio spin su Dionisio Di Pasquale. Laurendi la alza per Mimmo Laganà, tutto braccio. Tiene bene Torre. Balsamo la alza per Chillemi. 4, se ne è accorto l'arbitro. 4 pari. Scusatemi se ogni tanto parte il lato tifoso, però non possiamo farne a meno. Mimmo Laganà al servizio. Spin per lui. Bello il tuffo di Chillemi. Salomone. Laurendi in pipe. Dionisio Di Pasquale. Il monster block di Speziale. Nuovo vantaggio per Letojanni. 4-5. Fischia l'arbitro di contenersi un po', perché Dionisio Di Pasquale poi ha tirato un po' la rete dopo essere stato murato. Bisogna asciugare il campo dopo l'ottimo tuffo di Giovanni Chillemi. Ci ha visto bene mister Polimeni quando ha deciso di schierarlo libero per metà stagione, la metà stagione finale. Ha tutte le doti anche per fare il libero, nonostante l'altezza. Ha preso il posto di Salomone. Giovanni Chillemi. Ha rinunciato al suo ruolo
Riceve Lopetrone, pallone che torna però nel campo del Letojanni. 4-6. Ha schiacciato nella... No, assolutamente. Era già nel campo del Letojanni il pallone. La regia che ci rimanda il replay. No, nettamente già nel campo del Letojanni. Abbastanza dentro, eh. Servizio di Davide Speziale. Lopetrone che dai, continua di ad avere nuovo. difficoltà. (4-7). Ci vuole forse un time out per la Jolly 5 Frondi. È ancora Speziale al servizio. Chiama ancora formazione Dionisio Di Pasquale. Non vuole sprecare il time out. Io 10 minuti e vi devo lasciare. Quando si prenota fuori non sai l'orario, quindi gioco che può riprendere Davide Speziale. Out. Si interrompe questa striscia positiva del Letojanni. 5-7. Fabio Remor al servizio. Su Giovanni Chillemi. Prima intenzione di Balsamo. Sì, ha fatto la scelta giusta perché il pallone era molto attaccato a rete. Non tanto, non tanto. Poi lui è un mancino, quindi gli viene facile questo colpo. Ed è proprio Balsamo ad andare al servizio. Dionisio Di Pasquale riceve Laurentien-Bagher proprio per Dionisio Di Pasquale. La diagonale out. Si era coordinato bene, aveva colpito bene, è mancata un po' la mira. 5-9. Quindi ancora Adriano Balsamo per Letojanni al servizio. Si ferma però sulla rete. Sesto punto per i 5 frondesi. Figlianotti è pronto al servizio. Riceve Salomone. Il primo tempo murato da Pasquale Arena. Era un pallone facile, molto lento. Si riporta a -2 la Jolly. Pallone su Salomone. Murato, Chillemi, ma l'ha ritoccata Giovanni Chillemi. 8-9. Col braccio probabilmente Chillemi la ritocca. Ancora Figlianotti per la Jolly al servizio. Su Salomone. Balsamo va da Salomone. Out. 9 pari. Peccato per Francesco Salomone perché era stato chiamato in causa. Sì. Una di quelle poche volte. 9 pari. La Letojanni.
Fischia l'arbitro, squadre che possono tornare in campo. 3 punti consecutivi della Jolly. Renato? 3 punti consecutivi, giusto? No. 4. Siamo partiti dal 5-9. Giovanni Chillemi dà una scossa ai suoi compagni. 10 per Il muro Letojanni. completamente in ritardo di Arena, era molto aperto. Salomone al servizio. Hop! Doppia. Quindi si riporta a +2 Letojanni. Sì, ricessioni della Jolly. Dionisio Di Pasquale riceve per la Jolly, Laurendi va dietro da Mimmo Laganà, sbuccia il muro avversario, Salomone copre a fondo e Torre trova la diagonale vincente. 12 per Letojanni, 9 per la Jolly. Palla che Completamente esce in scoperta. rotazione dalle mani di Balsamo, che rispetto a quella di Arena dell'altro set. Out. Ha battuto Salomone. 10-12. Laurendi per la Jolly. Riceve Torre, Balsamo va al centro, il muro di Pasquale Arena. 11-12. Tra poco cedo il microfono ad un altro Bonini, Ah, bene. Quasi quasi facciamo questa cosa. Un Bonini entra, un Bonini esce. Lo mettiamo sul referto poi. Intanto riceve Chiesa, Balsamo, la prende Laurendi, alzata in bugger per Di Pasquale, si tuffa Chiesa, Torre schiaccia, sbuccia il muro di Pasquale, alza in bugger per Mimmo Laganà, il block del Letojanni, poi Dionisio Di Pasquale che quando schiaccia però colpisce pure la rete. E si parla molto vicina. 11-13. Allora Renato, facciamo il cambio di formazione mi devo noi. spostare. Io devo andare. E il telefono? È out, è in. Bentornato ai microfoni dell'edicola. Un Bonini esce, un Bonini entra. Ai tempi Il referto è già pronto, abbiamo scritto sì. l'uscita e l'entrata. Ai tempi della mia esperienza arbitrale si chiamava SOS. Un SOS con il cambio in corsa. Proviamo a essere tranquilli dopo questa sgolata. Beh, pure tu? Certo, non ci riesco. Filianoti. Lunga, però Salomone ci mette una pezza. E Torre a segno, un Torre che nel secondo set lo abbiamo visto a terra ansimante e che è resuscitato. Buon per lui, per la sua squadra. Giovanni Chillemi, forte, intercettato al muro. Bravissimo, Però peccato. non riesce.
Nel frattempo nella Jolly è entrato Renzo, te ne eri accorto Renato? No, stavo guardando Renzo il tabellone. Renzo ricettore al posto di Fabio Remo. Renzo, sì. Giovanni Chillemi, l'ex, numero 11. 15-12 Letojanni. Tocca il soffitto. Più 4 per Letojanni. È crollata in ricezione la Jolly, specialmente in questo ultimo parziale. Non riesce più a essere sobria e corretta nelle forniture al proprio palleggiatore, e questo è un grave handicap. Sì, anche nelle palle diciamo semplici tra virgolette. Tocca. 2. Non è una battuta Deve ammortizzare. non è una battuta irresistibile quella di Giovanni Chillemi. E Arena che deve ammortizzare, infatti ecco che c'è di nuovo. Mano, manca, Rientra Remo. Renato, manca la testa ormai. Manca la testa. Dopo quello che è successo, dopo il secondo set sfiorato dalla 25-27. Jolly, cioè, 27-25 con 6 punti di vantaggio nel corso del set, perdere quel set insomma è pesante. È stata un'altra partita da quel momento in poi. Rocambolesco mezzo. Non c'è più C'è nulla. anche invasione. Sì, penso di Laganà. No, ma non ci stanno più con la testa. Corre ai ripari Mister Giglietta. Sì, time out per quello che può fare, ma ci vorrebbe una buona lavata di capa, si dice. Non ha più scelte in ricezione. No, è calata dal punto di vista psicologico sicuramente, anche dal rendimento, perché è venuta via la verve che c'era per la vittoria del primo set. Giocato molto molto bene. Sì, ma funzionava, Muri, ha funzionato tutto. Funzionava tutto. Dall'altra parte dobbiamo dirlo, poi erano giù. Ma dall'altra parte erano contratti, non era una Letojanni. Cosa è successo? È successo che loro si sono sciolti e noi piano piano, anche per effetto della sconfitta del secondo set, siamo calati dal punto di vista psicologico, quindi 5 fronti giù. Primo e secondo set c'erano muri, c'era di tutto. C'era una bella pallavolo. C'era ricezione, soprattutto ricezione. Nemmeno il tentativo di cambio in regia è andato a buon fine. Intercettata la diagonale di Laganà a muro, adesso ancora Laganà, palleggia Lo Petrone e finalmente la Jolly riesce a interrompere questa serie. E siamo sul 13 punti per 5 fronti, 18 per Letojanni, con un cambio. Esce il centrale Arena per Crucitti, D'Artagnan. Crucitti che va, abbiamo soprannominato D'Artagnan. Va bene, questo non lo sapevo, non l'avevo sentito. E il cambio tecnico è un cambio tecnico, è un cambio che riguarda il servizio. Battuta. Già visto. Tocca il nastro. Torre. Filianoti dall'alto dei suoi 190 penso centimetri riesce a sfiorare con un dito la palla a muro, ma poi la palla ritorna verticalmente su di lui e rimane a terra, ed è 19 Letojanni che piano piano rosicchia. Sembra la resa della Jolly. Io, per dire la verità, avevo già dichiarato la resa al secondo? No, terzo. No, già diciamo qualche punto fa, dai. Quando ho visto che stavano mollando, che non c'era ricezione. Beh, a questo punto qualche cambio. 19-13, un più 6. È out. Ci dà una mano Torre
l'opposto del Letojanni e manda direttamente l'altro opposto, il suo collega, dall'altra parte a servire Mimmo Laganà. Sempre forte, Sempre ma sempre su Chiesa. Dai, dov'è il nostro centrale? Stata Come si- invasione? No, no, quale invasione? Perfetta. Quale invasione? È giusto. Balsamo anche se non ha una grandissima prestanza fisica, e questa è la seconda volta che di seconda intenzione sorprende il muro di Cinquefrondi. E questa volta di testa. gioca di intelligenza Fabio Remo. Ha visto un buco al centro del campo del Letojanni, ci ha infilato dentro un pallonetto, anzi una mezza palla spinta, un pallonetto, sì. 15-20, meno 5 Cinquefrondi. Primo tempo. Battiato. Non hanno giocato tantissimo al centro, né da una parte né dall'altra. No, il Letojanni un po' di più. Noi quasi per niente. Scelte Battiato. tecniche. Balsamo al servizio. Su Lopetrone. Dionisio Di Pasquale in schiacciata, angolino. Ce la fa. Filianotti al servizio. Su In difficoltà la ricezione del Letojanni. Giovanni Chillemi, tuffo di Remo. Vediamo se la prende. Non ce la fa Giovanni Chillemi a recuperare questa palla. Era un autentico siluro quello di Dionisio Di Pasquale, quello dei vecchi tempi. Sì. I siluri dei vecchi tempi del ormai oriundo. Beh, abbiamo rivisto la spin di Dionisio oggi, Sì, che mancava da 2 anni. sì. Giovanni Chillemi tenta il pallonetto, ma c'è copertura di Laurendi. Balsamo per Torre Pipe. Laganà, angolino anche per lui. Entra. Euforico Domenico Laurendi, euforico, costringe al time out il Letojanni. Un Domenico Laurendi chiamato a giocare dal primo momento in questa partita, quindi mister Giglietta ha preferito far riposare il palleggiatore titolare. E ha dato spazio a Laurendi, più prestante anche dal punto di vista fisico, più pronto a muro. Che ha giocato l'intera partita tranne una pausa Uno scampolo, durante il terzo parziale. Sì, Pugliatti già dalla scorsa settimana era in difficoltà. Capita Renato, capita. Vedi Salomone, Torre, Muro, attenzione. No. Se non l'ho capita, ha cercato di fare cosa Dionisio? Dionisio è andato a muro, poi la palla stava andando dove? Era dalla parte di là, ha tentato di rimandarla. Stava andando fuori. Sì. Salomone al servizio. Punti 22. Su Dionisio Di Pasquale. Non riesce. Tenta. Non riesce. Tenta Laurendi. 3 tentativi di Laurendi di attacco di seconda intenzione, 3 tentativi, 2 nel terzo set mi pare, andati a vuoto anche questa volta, ben coperta la difesa del Letojanni che rispedisce al mittente quel tentativo.
e segna il punto numero 23. Se ne scusa Laurendi, ma le scuse valgono a poco. E punto 23. Ne mancano solo 2 alla chiusura di un match che era iniziato con le migliori con i migliori auspici per il Cinquefrondi, che aveva annichilito letteralmente il Letojanni nel primo parziale, lasciandolo addirittura a 14 punti e sembrava quasi strada spianata, ma la pallavolo è così, come tutti gli sport vanno giocati fino all'ultimo punto. E andiamo col punto 23 contro 18. Letojanni al servizio, Dionisio, Laurendi, e poi si infrange sul muro l'attacco di Laganà e la ribattuta finisce fuori. 19, sono ancora tante i punti di distacco, contiamoli con le dita: 20, 21, 22, 23, sono 4 le distanze. Primo tempo, pallonetto. Che peccato. Stroncato il tentativo di recupero. Match point per Letojanni. 20, 21, 22, 5. 23, 24. 19, 25. Ce ne sono 5. 19, 24. Conto con le dita io, Renato. 1, 2, 3 e ti saluto. Vai, 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 dice Mimmo Laganà, che ha buttato giù una palla che a momenti faceva scoppiare il pallone. Ci ha messo tutta la dinamite che residuava nel suo braccio Dionisio in spin. E giù. È chiusa. Finisce a 20 la partita. Esulta 20, il Letojanni. 25, Letojanni Esulta. fa bottino pieno, mantiene l'imbattibilità. Peccato, perché se non altro io avrei sperato dopo il primo set perlomeno di strappare un punticino. Sarebbe stato, diciamo, un punto d'orgoglio e una ricarica psicologica per il Cinquefrondi, che invece viene via da questa partita con le ossa rotte. Non totalmente, ma un 3-1 che poteva anche essere un 3-2. Un 3-1 che comunque fa male. Non muove la classifica, muove invece quella del Letojanni, che rimane in vetta. Assolutamente. 18 punti con 6 partite. Nulla da dire, vinte. nulla da dire. Sono riusciti a ribaltare una situazione, difficile, assolutamente difficile, fuori casa, con diciamo in un palazzetto si sa che è un pochino ostico dal punto di vista della presenza del pubblico per l'avversario. Non tutto merito del Letojanni, assolutamente, demerito del Cinquefrondi sicuramente. Letojanni ha cominciato a giocare. Abbiamo visto un bel Cinquefrondi, quindi si spera nel futuro, nella crescita. Diciamo che l'unica cosa di positivo è che abbiamo visto sicuramente una squadra diversa rispetto alle scorse settimane, su questo non c'è dubbio, quindi speriamo che il trend sia in crescita. Non so se avete ricordato durante la cronaca l'uscita del dirigente Belcastro. No. Sui social durante la settimana aveva accusato un certo lassismo da parte di evidentemente qualcuno all'interno della squadra, che non dava il massimo, sì. Allora si è preoccupato di sottolineare questa cosa sui social con una dichiarazione ufficiale, dicendo, diciamo, svegliando i ragazzi, dicendo: se non avete voglia di giocare, sostanzialmente questo era il significato, potete anche pensare di andare via. Questa era, quindi ha smosso un pochino le acque. Oggi qualche cosa si è visto, hanno giocato con un po' di mordente in più sicuramente, non è bastato, ci sono stati degli errori un pochino gratuiti, e per il resto l'ha fatto il Letojanni, che è sempre la squadra che è, quindi pazienza. È una squadra di esperienza. Non so se Renato vuoi che vada a trovare qualcuno?
No, vista l'ora tarda e visto che io ho delle delle scadenze responsabilità a casa, domestiche. Allora lasciamo direi di perdere. salutare i nostri amici, salutiamo Torino e provincia, Sì, assolutamente, ma salutiamo tutta l'Italia. tutta Italia, Tutta l'Italia, tutti gli amici che ci seguono un sempre. pensierino per me, Torino e provincia. Renato, certo, Renato c'ha 2/3 della famiglia fuori, che deve fare? Poveraccio. E allora la prossima settimana Siracusa, A Siracusa? a Siracusa la prossima settimana. Pensavo fosse durante l'anno prossimo, non è così, no? La prossima è magari no, fosse- no, quella l'anno Magari, la prossima magari. fine settimana. Guarda, se era in primavera sarei venuto pure io. Se era in primavera. Andremo. Cioè, Ci facciamo il weekend. lo possiamo fare. Abbiamo Vabbè. sempre fatto i weekend in Sicilia seguendo la squadra. E allora, mo siccome abbiamo Quell'anno che eravamo, siccome abbiamo proprio seccato tutta Sì, questa tutti, gente che sta tanto io non c'è direi di più mandare nessuno. la sigla. Non c'è più nessuno. Salutiamo di Mandiamo- nuovo. sì, a arrivederci. Arrivederci a alla tutti. prossima Grazie, settimana. grazie per Arrivederci l'attenzione, a noi ci tutti. siamo sempre, anzi Renato e Gabriele sono sempre qui a vostra disposizione.